Ragioni di rifondazione comunista. Questo è il titolo dell'iniziativa messa in campo dal Circolo Antonio Gramsci di Sora domenica 27 gennaio. Gli attivisti del partito hanno effettuato un volantinaggio in piazza Santa Restituta a Sora per evidenziare lo stato della città a metà del mandato dell'amministrazione De Donatis. Siamo a metà mandato di questa amministrazione e i risultati deludenti sono sotto gli occhi di tutti. Basta guardare questo corso e ci accorgiamo che 1/3 delle attività commerciali hanno la serranda abbassata con un cartello vendisi o affittasi, ma basta guardare questa città per vedere che non c'è un cantiere aperto, basta vedere lo stato attuale dell'amministrazione e delle opere messe in campo per vedere che qui non c'è progettualità e quello che si è fatto finora è stato solamente il frutto delle passate amministrazioni che hanno reperito dei fondi e hanno pianificato dei lavori. La trasversalità tanto annunciata da De Donatis, che prendeva da destra a sinistra, è fallimentare. Tra i principali temi riportati nel volantino del partito, il mancato rilancio dell'ambiente SURL, la farmacia comunale, l'ex Tomassi e la vicenda inerente alla rimozione di un dirigente comunale. E chi è che paga il prezzo di questa amministrazione sconclusionata? È il cittadino sorano, è la città che non riesce ad avere soluzioni. Ecco perché oggi noi come Rifondazione Comunista siamo in piazza, fuori dal palazzo. Noi ci siamo presentati 5 anni fa fuori da questa logica della trasversalità, l'abbiamo fatto a testa alta e siamo oggi a fare la nostra politica a testa alta, perché è meglio stare fuori dal palazzo che complici di questa vergognosa situazione di stallo. Questa amministrazione oramai che sta a più del 50% del suo mandato, sui temi principali che doveva affrontare e che aveva scritto in pompa magna sul programma, non ne porta a casa nemmeno uno. Sulle aziende comunali, municipali, ambiente SURL e farmacia, tutto fermo, tutto rinviato. E chi paga? Pagano i cittadini, perché bisognava rivedere la tassazione, bisognava rivedere la raccolta differenziata e quindi questo non è stato fatto. Non è stato fatto nulla rispetto alla questione dell'ex Tomassi, che diventa oramai un luogo pericoloso. Non so, sul programma c'era scritto altro, lì c'è quello che c'era quando sono stati eletti. Quindi un'amministrazione che si chiama tale lo deve fare. Soprattutto la questione dell'architetto Vinci Guerra finirà che i cittadini sorani dovranno sborsare oltre 200.000 euro. Quindi perché? Per cambiare un dirigente che stava lì, faceva il suo lavoro, bene o male comunque. Queste sono poche cose, ma sono tante cose, perché è una città ferma, è una città che vediamo piena di buche, una città che non sappiamo in che condizioni venga fatta la manutenzione, e quindi è ora che insomma si scende in piazza a dire queste cose ai cittadini.